Siamo a 100.000 prenotazioni, qui abbiamo sia i prenotanti e paganti, sia i prenotanti dichiarandosi poi esenti perché residenti in Veneto o perché turisti pernottanti in albergo. Sono numeri sicuramente impegnativi, però che cresceranno, perché si tratta di 100.000 sui 29 giorni, non ovviamente solo il 25 aprile, cresceranno perché il turismo giornaliero, quindi il turismo che poi pagherà, è un turismo che prenota un po' più a ridosso, insomma, sceglierai gli ultimi giorni di andare a visitare Venezia. Mancano pochi giorni all'entrata in vigore in fase sperimentale del contributo d'accesso il 25 aprile, che prevede la prenotazione per entrare a Venezia in determinate date dell'anno. Una giornata che si preannuncia impegnativa. Da parte nostra con grande umiltà, ci chiediamo già scusa per il disagio e lavoriamo per chiedere la collaborazione di tutti perché dobbiamo salvare Venezia. Non è un motivo per far cassa, anzi spenderemo quello che incassiamo, se non di più. Lo scopo è trovare un diverso modo di visitare Venezia, disincentivare il turista giornaliero in quei giorni, in quei 29 giorni, invitarlo a visitare altri momenti dell'anno Venezia e sapere noi in anticipo quanti turisti arriveranno a Venezia quel giorno, in modo da impostare anche trasporti, sicurezza e pulizia in base ai numeri attesi. È una rivoluzione che però deve essere ovviamente portata avanti insieme e migliorata passo passo. A partire dai controlli e dal personale che sarà d'aiuto a chi dovesse trovarsi impreparato. C'è molto personale che avrà la funzione di informare, cioè raccontare in Piazzale Roma, in stazione o Riva degli Schiavoni ai turisti che stanno per entrare a Venezia che esiste il contributo d'accesso e che devono farselo. Tra l'altro con l'app possono farselo anche poco prima di entrare in città, molto velocemente. Poi c'è un livello di controllo, quindi chi accede a Venezia potrà essere controllato a campione. Gli verrà chiesto: scusi, sa che c'è il contributo, ha scaricato il contributo, è esente, mi dimostri il contributo, il QR code di esenzione, oppure invece può dire non sapevo, e in quel caso, se l'atteggiamento è di effettivamente uno che non sapeva, viene invitato a farselo. Se si vede che era qualcuno che voleva veramente entrare a Venezia facendo il furbo, sapendo la regola eccetera, è soggetto anche a multa. E in attesa di vedere come andrà la prima giornata, Venturini non nasconde preoccupazione per chi quel giorno metterà in scena una protesta. Speriamo che almeno rispettino le leggi, non facciano male a nessuno, non danneggino nulla, perché altrimenti insomma sarebbe veramente una brutta scena per la città. Ognuno ha la sua opinione. Rimarco però che se li avessimo ascoltati qualche anno fa non avremmo il Mose e quindi Venezia ogni autunno andrebbe sott'acqua negli ultimi anni, quindi per fortuna non li abbiamo ascoltati.